Un terremoto questo effettivo per la Regione Veneto e per il gruppo di Forza Italia in particolare cosa significa? Beh, tanto un terremoto che ha una sua localizzazione veneziana. Per Forza Italia sicuramente il rammarico del fatto che le istituzioni siano comunque oggi danneggiate ulteriormente nella pubblica opinione. E poi le vicende personali non sono altro che personali, quindi è difficile esprimere un'opinione. Io credo che sia importante che ci siano tempi certi rispetto a tutto quello che sta accadendo in queste ore, ecco. Che modifiche potrebbero esserci? Io credo che sia importante che per ogni atto amministrativo sia identificata la responsabilità, cioè che ci sia una persona fisica che si assume la responsabilità di quello che sta succedendo nella pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione non è né come la vogliono i grandi burocrati né come la vogliono i detrattori. La pubblica amministrazione è fatta di persone. Da questo punto di vista chiedo due valutazioni, uno sul concessionario unico e il secondo invece sulla finanza di progetto, perché anche questo è stato in parte toccato ieri dai magistrati. Beh, guardi, sulla finanza di progetto cito me stesso, anche se può non essere elegante, nel senso che la Commissione quinta all'unanimità a dicembre 2010 ha scritto, non detto, ha scritto quello di cui si dibatte in questi giorni e in questi mesi, quindi credo che siano tempi non sospetti. Quel lavoro che facemmo nel 2010 e sulla sintesi che fu unanime c'è stato un totale disinteresse. A chi ha chiesto le dimissioni del Presidente Zaia cosa risponde? Non si riparte che dallo Stato di diritto e nello Stato di diritto la magistratura fa la sua e le istituzioni fanno la propria. Credo che il Presidente Zaia non abbia alcun motivo per dubitare la legittimazione del proprio ruolo.